La compagnia Punti a Capo porta in scena per la prima volta uno spettacolo rivoluzionario, la storia di Masaniello, di Elvio Porta e Armando Pugliese con la regia di Pino Mileto. Porta in scena la storia di Masaniello, la rivoluzione di Masaniello, le 10 giornate di rivoluzione a Napoli nel lontano luglio 1647. Prima usavo il termine rivoluzionario. Perché rivoluzionario? Perché l'intento della compagnia, appunto, è quello di abbattere il muro che spesso divide lo spettatore con l'attore e quindi di unificare entrambi in modo tale che lo spettatore sia parte attiva dello spettacolo. La sfida è ardua, complessa, difficile, ma non impossibile. La compagnia Punti a Capo vi aspetta il 16 e 17 maggio al Teatro Italia ad Acerra, per poi proseguire con ulteriori repliche in autunno inoltrato. A presto!